Noi conosciamo il tema dell'autonomia, i veneti hanno una forte vocazione autonomista e saranno in piazza venerdì 21 a Montecchio per dimostrare che questo territorio merita questa riforma. E perché no, forse anche a festeggiarla. È la settimana decisiva questa per l'autonomia, con il passaggio sugli ultimi emendamenti. E mentre a Roma il centro-sinistra unito convoca una manifestazione il 18 giugno proprio contro il disegno di legge, alla luce dell'ultimo episodio occorso alla Camera con l'aggressione al deputato pentastellato Donno, la Lega risponde dal Veneto che dell'autonomia è patria. 21 giugno, Montecchio, una manifestazione ideata e organizzata dallo stesso segretario Alberto Stefani. Si torna in piazza in risposta alla piazza lanciata da Giuseppe Conte, che dirà il tutto e il contrario di tutto. Montecchio contro Roma, se il centro-sinistra marcia compatto, della manifestazione nel Vicentino la Lega invece rivendica la paternità. Ci saranno tantissimi leghisti e spero anche non leghisti che tessereremo in Lega. Io non faccio sfide interne al centrodestra, credo però che la piazza dell'autonomia e dell'orgoglio leghista riaccenderà i cuori di tanti leghisti. Una manifestazione convocata anche per ricompattare il Carroccio, uscito con le ossa rotte dalle ultime elezioni e che dell'autonomia ha fatto la sua principale bandiera. Situazioni locali ci sono sempre state, c'erano prima, ci saranno poi, però è una Lega che ha trovato la sua compattezza attorno al tema dell'autonomia e non poteva che essere così. La Lega, che lancia l'amo ai colleghi di partito autonomisti, e dichiara apertamente di non avere intenzione di lasciare ai colleghi meloniani la guida del Veneto. Credo che la Lega possa sicuramente ambire a governare il Veneto e lo possa fare anche indipendentemente dalla coalizione qualora servisse.